Quentin Tarantino paragonava Ennio Morricone ai grandi compositori come Mozart, Schubert e Beethoven. Per voi invece che cosa rappresenta Morricone? Beh, sicuramente Ennio Morricone per noi, affrontando questo progetto, abbiamo dovuto studiarlo un po' e conoscerlo e sicuramente rappresenta il genio di saper estrapolare attraverso un'immagine, un'emozione attraverso la musica, perché immaginare un film senza musica è come immaginare di mangiare qualcosa senza bere un buon vino, ecco. Il maestro Morricone aveva questo genio di saper tirare fuori un'emozione unica attraverso la sua musica, guardando le immagini dei più grandi registi al mondo, ecco. Ennio Morricone si fa veicolo dei nostri sentimenti, rende tangibili i nostri sentimenti. Tra qualche giorno il vostro disco, il Volo Sings Morricone, uscirà in tutto il mondo. Sentite più l'orgoglio o la responsabilità di contribuire a portare la musica del maestro in giro per il mondo e magari anche a farlo conoscere a quella fetta del pubblico più giovane che vi segue? Esatto, è proprio questo, insomma, quello che cerchiamo di trasmettere con questo progetto musicale. Sia orgoglio che grande responsabilità. Avendo il supporto della famiglia Morricone ci sentiamo al sicuro. E poi soprattutto cercare di far rivivere quelle grandi emozioni di generazioni che hanno sognato con questi film, ma soprattutto portarlo ai più giovani che magari ancora non scoprono questa grande musica. Delle 14 tracce che compongono il disco, Your Love e The Ecstasy of Gold sono quelle che ho preferito in assoluto. Ero curiosa di sapere qual era la vostra preferita e se ce n'era una che vi aveva messo particolarmente in difficoltà in studio di registrazione. Questa è la cosa bella di questo progetto, l'idea di dedicare un tributo intero al maestro Morricone. Ognuno avrà il suo brano preferito, perché lo riporterà in ciò che ha vissuto in passato. Nel momento in cui ha guardato il film The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, il film che ti ha lasciato più ricordi, quindi ricolleghi quella melodia a ciò che hai vissuto. Personalmente, ognuno di noi ha un suo parere personale e diverso dagli altri, però personalmente preferisco Nuovo Cinema Paradiso per una storia particolare. Quando canto Se, tratta da quel film, provo davvero un sentimento, un'emozione forte. Per voi invece? Per me è Here's to You, che racconta una storia struggente di Sacco e Vanzetti, dell'ingiustizia. E quando la cantiamo è sempre toccante, ecco. Per me di Ecstasy of Gold, poi ci siamo ispirati nel video musicale anche un po' a Sergio Leone, quindi è sicuramente la melodia che mi emoziona di più. Tra l'altro con The Ecstasy of Gold avete anche una cosa in comune con i Metallica, che aprono sempre i loro concerti. E anche noi apriremo i concerti con The Ecstasy of Gold. Parlando proprio del concept grafico dell'album, da quello che ho capito anche il video diretto dagli Yunats avrà un'atmosfera cinematografica. Volevo sapere un po' di più su questa avventura. Gli Yunats, devo dirti, siamo stati sorpresi dal loro lavoro, perché quando ci è stato proposto di girare il video in pellicola, sì, l'idea era bella, però il risultato finale è stata non essendo del mestiere non sapevamo come poteva essere. Una lunga attesa, è stato complesso girare in pellicola perché noi non capivamo i termini, i dettagli di quanto fosse complicato girare in pellicola. Però il risultato finale, vedere quelle immagini che ci collegavano ai film che abbiamo visto, perché dobbiamo essere sinceri, molti film noi non li avevamo visti. Quando abbiamo iniziato il progetto, lo studio per il progetto di Morricone, è stato anche un lungo percorso di studi per noi. Ci siamo impegnati a guardare ogni film, quindi vedere il nostro video e le immagini simili a ciò che abbiamo visto, siamo rimasti soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. È stato bello come girare in pellicola, il conteggio di quanto rimaneva della pellicola è in metri, non è in minuti, quindi c'era il regista che diceva quanti metri ne sono rimasti, quindi ho detto vabbè. Questo è un disco anche di grandi collaborazioni, penso a Chris Botti, a David Garen. Com'è andata? Come li avete coinvolti? Sono tutti artisti che abbiamo incontrato durante il nostro cammino, tutti i rapporti che abbiamo coltivato, le amicizie che sono rimaste nel tempo. Abbiamo reso omaggio alla musica soprattutto, le nostre tre voci sicuramente
dovevano essere accompagnate da grandi musicisti per esprimere al meglio anche la musica del maestro Morricone. Ricordate la prima volta che avete da ascoltatori, da spettatori incontrato, conosciuto Morricone? Nel 2011 a Piazza del Popolo abbiamo cantato diretti da lui E più ti penso, che è un medley che è stato fatto nel nostro primo disco tra Malena e C'era una volta in America. E Questa è stata la prima collaborazione artistica. Il primo incontro è stato proprio in questi studi, ecco. Noi stavamo registrando il nostro disco nell'altro studio, lui stava lavorando in questo e ci incontravamo nei corridoi, ogni tanto ci veniva a trovare in studio, ascoltava il brano che stavamo cantando, un suo brano, quindi Grazie mille per il vostro tempo. grazie a te.